un'imponente operazione dei carabinieri della compagnia di Adria e della stazione di Taglio di Po, che hanno sgominato una banda di rom accusati di furti in appartamento in tutto il Basso Polesine. 4 le persone arrestate, altre sono indagate a piede libero. 2 componenti della banda, uno dei quali arrestato, sono risultati essere percettori del reddito di cittadinanza. Sono in tutto 44 i furti contestati al gruppo, commessi tra Basso Polesine, partendo da un campo rom della zona ferrarese, padovano e veneziano. L'indagine ha consentito di ricostruire il modus operandi del gruppo, basato su vari sopralluoghi nelle abitazioni che venivano prese di mira, solitamente in paesi periferici e alle quali avevano accesso scassinando gli infissi. Gli investigatori sono anche riusciti a gettar luce sul canale attraverso il quale i malviventi riciclavano gli oggetti in oro che, assieme ai contanti, costituivano la loro preda preferita. Gli arresti sono scattati in mattinata. Tutte le persone in manette fanno parte di un unico gruppo familiare rom.